Latte Busche, la più grande cooperativa lattiero-casearia del Veneto, ha inaugurato oggi a Longarone un nuovo bar bianco. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Modesto De Cet, presidente di Latte Busche, 10° punto bar bianco inaugurato, tanta soddisfazione. Poi qui sarà la strada di passaggio delle Olimpiadi 2026. Esatto, c'entrano quelle ma non solo le Olimpiadi. Era un posto in cui non eravamo presenti da parecchio tempo. L'apertura della superstrada ci aveva portato via un po'. E quindi il nostro attaccamento al territorio ha fatto in maniera di pensare di arrivare un po' più alti del Feltrino. Un biglietto da visita per la prima cooperativa lattiero-casearia del Veneto. Qui passano tanti turisti, qui ci sono i prodotti che sono il simbolo del sacrificio di anche un allevamento eroico. Esatto, anche di un allevamento eroico, come si può chiamare. Ricordiamo che la qualità dei nostri prodotti comprende una grande qualità del latte. Senza qualità del latte non ci sarebbe, quindi è un binomio perfetto, è un rispetto verso i nostri soci che hanno sempre continuato a credere in Latte Busche, e ricordiamoci che la maggior parte dei soci sono ancora in provincia di Belluno e quindi lo dobbiamo anche a tutti i soci e in modo particolare a quelli di montagna. C'è un grande valore dietro a Latte Busche che è il valore della cooperazione, e lo vediamo nei tanti giovani che avete coinvolto nell'apertura di questo bar bianco, che hanno trovato lavoro, quindi un'opportunità per non andarsene dalla montagna. Sì, noi siamo nel territorio, vogliamo rimanere e tenere le nostre genti su questo territorio. Prova ne è anche per esempio il distretto bio che abbiamo fatto in alta montagna, con una remunerazione diversa, perché a certi prezzi non avrebbero potuto sopravvivere in quel territorio. Il futuro che cosa ci aspetta, presidente De Cet? Ma il futuro, intanto il futuro ci aspetta sempre qualcosa di nuovo. Noi non siamo mai fermi, siamo sempre pronti a cogliere le opportunità che il mercato ci dà, con l'obbligo di remunerare al massimo il valore del latte ai nostri soci. Questo bar bianco fa parte anche questo di cercare di remunerare un centesimo in più il latte ai nostri soci, perché la cooperativa vive finché ci sono i soci produttori. $14 milioni di fatturato per quanto riguarda i bar bianco, che sono un fiore all'occhiello di Latte Busche. Sì, sono un fiore all'occhiello, nel senso che sono diciamo un'opportunità di comunicare direttamente con i consumatori, una vetrina per i prodotti nuovi che poi vengono adottati anche dalla grande distribuzione, ma sono anche il segno di una capacità di vendere che, se vogliamo esemplificare, diciamo che ogni giorno escono dai nostri bar bianchi 40 e più quintali al giorno, per 14.000 quintali in un anno, 500 mozzarelle al giorno, 2.000 yogurt, 20 forme di formaggio grana, 100 forme di formaggio tipo Piave, Montasio o Latteria, e per i bar bianchi che fanno accoglienza, quindi Busche, Sandrigo, Rovolon, 1.800 palline al giorno di gelato, oltre 900 caffè, oltre 300 pasti veloci a mezzogiorno. Roberto Padrin, sindaco di Longarone, 10° punto vendita del bar bianco di Latte Busche, ed è un biglietto da visita perché è nel suo comune e da qui poi si ha
le strade per raggiungere la regina delle Dolomiti e questa è tanta cosa. Poi lei ha ricordato anche un episodio del passato e lo vogliamo ricordare anche ai nostri telespettatori. Ma è chiaro che Longarone e la comunità ha un prima Vajont e dopo Vajont, e questo era un luogo che c'era già prima, con questo famoso autotreno che era un luogo di incontro non solo per chi lavorava qui di fronte alla ex Faesite, ma si ritrovava proprio qui per condividere momenti di amicizia, mettiamola così. Quindi oggi, poi è passato al Tre Archi, oggi rivederlo così in questa nuova veste non può che essere per me un'emozione e anche un motivo d'orgoglio. Un grazie infinito a Latte Busche, che ha avuto questa brillantissima idea di recuperare questo immobile che diventerà il nuovo luogo di incontro di questa parte del nostro comune. Luca De Carlo, Latte Busche inaugura un nuovo bar bianco ed è un bel biglietto da visita per i prodotti della grande cooperativa lattiero casearia bellunese. Latte Busche al 10° punto vendita, quindi Latte Busche voto 10, a dimostrazione di una costante lettura del territorio e delle evoluzioni che in tanti anni hanno contraddistinto questa azienda, che ha saputo coniugare veramente la tradizione con l'innovazione. Quindi oggi c'è una Belluno che esce dai confini provinciali e che vende se stessa e il proprio prodotto. Credo quindi sia un esempio non solo di marketing ma anche di valorizzazione del territorio che va riconosciuto, che io cito sempre come ad esempio concreto, non come qualcosa di vacuo.